Molti la confondono con l'aloe vera e in effetti, a prima vista, le due piante sembrano quasi sorelle. Entrambe hanno foglie carnose, verdi, spesso punteggiate di spine e crescono in modo maestoso sotto il sole cocente del Mediterraneo. Ma dietro questa somiglianza si nasconde una storia molto diversa, una storia che parla di fatica, di ingegno e di sopravvivenza. In Sicilia l'agave non era una pianta da giardino, né un rimedio per le scottature. Era una compagna silenziosa della vita rurale, una presenza costante nei campi e nei margini delle strade polverose. Non serviva a guarire il corpo, serviva a sopravvivere. Era la pianta che aiutava le famiglie a superare le difficoltà, a costruire, a creare, a resistere. L'agave, il cui nome siciliano è zammara, era una pianta da lavoro. Non si coltivava per bellezza, ma per necessità. I suoi lunghi anni di crescita, la sua resistenza al sole e alla siccità, la rendevano perfetta per chi aveva poco e doveva arrangiarsi con quello che la terra offriva. Da mani, da pazienza. Ogni fibra veniva estratta con cura, ogni filo intrecciato con gesti antichi, tramandati di generazione in generazione. Era un lavoro lento, quasi meditativo, che richiedeva attenzione e rispetto per la materia prima. Oggi pochi ricordano quante cose ci si facevano. In passato, ogni casa aveva almeno un oggetto fatto di agave, corde robuste, reti per la pesca, sacchi per trasportare le mandorle, stuoie per asciugare il grano al sole. Gli attrezzi erano semplici, ma il risultato era sorprendente. Prodotti resistenti, duraturi, fatti per durare una vita. Agave e aloe si somigliano, è vero, ma basta avvicinarsi per notare le differenze, la consistenza delle foglie, il colore, la forza che si percepisce al tatto. Foglie spesse, succo interno, spine sui bordi. Ma mentre l'aloe è morbida, quasi fragile, l'agave è dura, coriacea, quasi impenetrabile. Le sue spine sono più affilate, il succo più denso, la struttura più robusta. L'agave è più grande, più dura, più legnosa. Cresce lentamente, accumulando forza anno dopo anno, fino a diventare una vera e propria scultura vivente, capace di resistere alle intemperie e al tempo. L'aloe si usa per curare. Il suo gel lenisce le ferite, idrata la pelle, porta sollievo dopo una giornata sotto il sole. È la pianta della guarigione, della dolcezza, della protezione. L'agave si usava per creare. Era la materia prima per 1000 oggetti indispensabili, la base di un'economia domestica fatta di ingegno e di mani abili. Ogni famiglia sapeva come lavorarla, come trasformarla in qualcosa di utile e bello, e resisteva dove nulla cresceva. L'agave era la regina dei terreni poveri, delle colline aride, dei pendii sassosi dove nessun'altra pianta avrebbe potuto sopravvivere. Era il simbolo della resilienza siciliana, della capacità di adattarsi e di trovare risorse anche dove sembrava impossibile. In Sicilia, l'agave cresceva spontanea nei margini dei campi, lungo i sentieri battuti dai pastori, tra le pietre dei muretti a secco. Era una presenza discreta ma fondamentale, sempre pronta a offrire ciò che serviva. I vecchi artigiani la trasformavano in corde, reti, stuoie, sacchi per le mandorle e tamburi per le sedie. Ogni oggetto aveva una funzione precisa, ogni intreccio raccontava una storia di fatica e di orgoglio. O tappeti intrecciati per le case, che proteggevano dal freddo e dal caldo, che portavano un pezzo di natura dentro le mura domestiche. Ogni tappeto era unico, diverso dagli altri, frutto della creatività e della necessità. Le sue fibre erano forti come la gente che le lavorava. Nulla si buttava, tutto si trasformava. Anche i resti della lavorazione venivano riutilizzati, come combustibile, come fertilizzante, come materiale per piccoli oggetti quotidiani. Era un ciclo virtuoso, dove ogni parte della pianta aveva un valore. E poi c'era un mistero, qualcosa che affascinava e spaventava allo stesso tempo. L'agave, infatti, nascondeva un segreto nel suo ciclo di vita. L'agave fiorisce una sola volta nella vita, dopo decenni di attesa silenziosa. Quando arriva il momento, lancia un enorme stelo verso il cielo, alto anche diversi metri.
coronato da fiori gialli che attirano api e uccelli da tutta la campagna. Lancia un lungo stelo verso il cielo e poi lentamente muore, come a dire che la vita è fatta per essere donata, che dopo aver dato tutto si può andare in pace. Questo gesto solenne era visto come un sacrificio, un ultimo regalo alla terra e a chi la abita. Dopo che hai dato tutto, puoi andare in pace. Era una lezione di umiltà e di generosità che molti anziani ricordano ancora con emozione. Per questo, nelle campagne, qualcuno la considerava una pianta sacra, quasi una presenza protettiva. Si diceva che portasse fortuna, che proteggesse i raccolti, che custodisse i segreti della terra. Un'anima vegetale che si consuma per lasciare qualcosa. Un simbolo di dedizione, di sacrificio, di amore per la propria terra e per la propria famiglia. Oggi vediamo le agavi solo come piante spinose ai bordi delle strade, spesso ignorate, a volte persino estirpate per far posto all'asfalto. Ma dietro quelle foglie dure si nasconde un patrimonio di conoscenze, di storie, di tradizioni che rischiano di andare perdute. Ma per i nostri nonni erano strumenti di vita. Ogni corda intrecciata era una speranza, ogni rete un futuro, ogni tappeto una promessa di calore e di sicurezza. E per chi sa vedere oltre, sono ancora segni della memoria. Basta fermarsi un attimo, osservare una vecchia agave al tramonto per sentire il peso della storia che porta con sé. Se anche tu hai conosciuto qualcuno che lavorava l'agave, scrivilo nei commenti. Racconta la tua storia, condividi un ricordo, aiuta a tenere viva questa tradizione, perché la vera Sicilia non è quella che si compra, non è fatta di souvenir o di cartoline, è fatta di mani che intrecciano, di occhi che osservano, di cuori che ricordano, ma quella che si intrecciava a mano con l'agave. E forse, guardando una vecchia pianta ai margini di una strada, possiamo ancora sentire il battito antico della Sicilia che non vuole essere dimenticata.